Ci serve una regia che lontana, una regia addirittura che non stia in Italia? È proprio così? Sentiamo dalla regia. Colgo queste affermazioni di questo professionista un po' provocatorie, no? Nel senso che tutti dicono qualcosa sul turismo, di come Venezia dovrebbe gestire il turismo. Io credo che Venezia abbia una straordinaria risorsa da sempre, che appunto oggi è l'elemento, è la fonte dell'economia del nostro territorio. Va creato un sistema tale che permetta che Venezia diventi la cabina di regia, in quanto città metropolitana che guida il territorio, affinché il turismo diventi veramente la vera ricchezza per tutti. Non è una provocazione nuova, ogni qual tanto di stampo aristocratico, oligarchico, qualcuno fa provocazioni di questo tipo. Credo che Venezia e Mestre siano in grado di garantire competenze e professionalità. Bisogna che oltre a questo ci sia la trasparenza, cosa che nel passato è successa fino a un certo punto. Quindi utilizziamo gli strumenti che abbiamo, le persone che abbiamo, le professionalità che ci sono sul nostro territorio e lasciamo a queste tendenze oligarchiche di navigare tra i manuali di alta filosofia o teoria che non portano assolutamente niente alla città. Abbiamo una serie di dichiarazioni che su Venezia arrivano praticamente copiose continuamente, dove tutti si ascrivono e danno suggerimenti, spesso non sapendone nulla. Io ho tutte le idee di questi grandi comitati che scrivono da fuori, dall'estero, eccetera, tutti sanno di Venezia. Peccato che a Venezia ci viviamo noi. Allora, ottima l'idea di fare una grande cabina di regia, io aggiungo addirittura nazionale e dico soltanto una cosa a questo signore, dico: guardi, diventi anche mio consulente, ma la cabina di regia la facciamo a Venezia per il turismo nazionale. Per cui ottima idea, ma la facciamo veneziana, la facciamo proprio attraverso i veneziani, perché sa cos'è? Sono quelli che hanno scoperto la Cina. Vorrà scommettere che scopriamo anche lei.